Oggi ragazzi vi porterò con me dietro le quinte del nostro concerto a Roma. Siete pronti per vivere con me tutte le emozioni e gli stati d'animo che si provano prima di un concerto? Beh, andiamo. Tu sei pronta? Perché piove? Sì, esatto, piove, però la pioggia non ci ferma. No. Andiamo lo stesso. Dobbiamo fare pure le prove. Prove, Guarda, ma proprio il concerto. Guarda Leo. Leo è poco Anche carico. lui è carico. No, è carico. Sicura? Sì. Siamo arrivati, madonna, al teatro. E aiuto ragazzi, ho l'ansietta. Oddio che bello. Ad un tratto è arrivata mia cugina Maya, cosa che io non mi sarei mai aspettata. Infatti quando l'ho vista per me è stata davvero un'emozione indescrivibile e ne ho approfittato per portarla con me dietro le quinte. Bello, brava Giusy. Sono ragazzi con mia cugina dietro le quinte del nostro concerto. Stiamo mangiando una buonissima pizza. Ciao. Prima del firmacopie. O no? Lo siamo o non siamo? Tra poco inizia lo spettacolo, ragazze, tra poco inizia il concerto, quindi fate presto. Stiamo mangiando la pizza prima del meet and greet, perché poi ragazzi ci sarà subito il concerto, quindi non avremo tempo. No, fatto un po'. Com'è questa pizza? Buona, buona. Scoccherella. Muove. Scoccherella. Vabbè. Maglia con questo cerchietto. È bello. Anche luminoso. E abbiamo Bibi e Cocò. Prego ragazze. Dopo aver trascorso del tempo con mia cugina a cantare, a ballare, a mangiare di tutto e di più, è arrivata l'ora di fare le prove perché il concerto stava per iniziare. E qui c'è anche Maietta e Fede. Siamo o non siamo la famiglia sarda? Certo. Adesso ragazzi c'è il meet and greet.
conosciuto ed abbracciato tutti i nostri unicornini, corriamo subito per vestirci, ritruccarci e microfonarci. Aspetta. Ora ci siamo, è comodo? Ok, sì. Questo qua, aspetta che te lo metto dentro. Tu ricordati ogni volta che entri prima di fermarti la mano. Ok, tanto non accadrà, però. Aspetta che devo ti metto un po' comodo, insomma, come la prima. Ok, perfetto. È spento questo. Sì, adesso è spento perché ci sono le batterie nuove, quindi aspettiamo di accenderlo quando siete giù. Ok, vai, apri. Ah, ecco, ultima cosa. La tensione era palpabile, eravamo davvero super agitati e super emozionati. Facciamo il rito buona fortuna? Vai, Audi. Vai che sei bellissima. Raga, seconda data, spacchiamo tutto, Merda, merda, merda! Venire a lui e fare. Tu sei già aperto. Aspetta perché nel momento in cui lo apro si sente tutto, Aspetta. Spegni. Spero che ti avviso. Ragazzi, solo per dirvi che faccio dire una cosa al microfono del presentatore da Aurora, così per salutare il pubblico da dietro, solo quello era per dirvi. Allora, prepara le gene. Amore! Bocca al lupo. Dai. Peppi. No, devi fare questo. Bocca al lupo, ragazze. Dai, Ballerine, siete cariche? Mi raccomando, Stefano, sei sul pezzo, Stefano. Allora, tutta questa ansia addosso. Grazie. Con calma. Allora, grazie. Allora, questi pre ansia, servono anche questi. Ecco a cosa serve il Gegeli Mortale. siamo immortali, ragazzi, sta qua apposta, Ah, mangiamo. Sì, ce l'ha in mano il microfono del presentatore, ce l'ha Aurora. Ok, aspettate ad aprire, non toccate niente, è solo un messaggio da dietro il palco. Unicornini! Siete carichi? Come? Perché noi non ci arrendiamo! Stiamo arrivando. Ed eccoci qui ragazzi, il concerto stava per iniziare, ma non vi spoileriamo troppo perché non vogliamo togliere l'effetto sorpresa a chi verrà ai nostri concerti. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Aurora e Ludovica!
I brani si susseguivano con una velocità fuori dal normale e la tensione saliva sempre più. Perfetto. Fammi le ballerine. Ludo, ragazzi, era agitatissima, mi guardava con quei due occhioni pieni di emozioni. Com'è stare dietro le quinte, Maya? Bello. La squadra di Aurora Unicorni Music, applauso! Eccola! Aurora, Aurora, Ludovica! Ludovica! Oggi sono... Cambiarci, ragazzi, è stata davvero un'impresa perché avevamo letteralmente 2 minuti per ogni cambio. Ci troveremo tutte le volte. Sarà per sempre. Sarà per sempre. Sarà per sempre. Sarà per sempre. Il concerto, ragazzi, è terminato, non vi spoileriamo nient'altro perché non vogliamo togliere l'effetto sorpresa a chi verrà ai nostri concerti. Quindi ne vi aspettiamo alle altre nostre date del tour. Ciao ciao, un bacio e iscrivetevi. E lasciate un bel like.